Sono felice di essere qui oggi a Padova per dare il via alla seconda tappa del roadshow sul patto per l'export organizzato dalla Farnesina in collaborazione con ICE Agenzia, SACE, Simest, la Conferenza delle Regioni e Union Camera. Sono, come ha detto l'ambasciatore Angeloni, le 10 tappe del roadshow in tutta Italia sono alcuni dei seguiti concreti del patto per l'export che abbiamo firmato a giugno insieme a istituzioni, enti pubblici e associazioni di categoria. Abbiamo voluto fortemente queste iniziative per avvicinare le imprese alle istituzioni, riportando sul territorio il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, insieme a tutti gli enti preposti al sostegno pubblico all'internazionalizzazione. Rilanciare l'export come uno strumento di crescita e rinascita per il Paese. Solo con l'export si possono portare all'estero le eccellenze italiane, mantenendo però la produzione nel nostro Paese. Luigi Di Maio a Padova si rivolge alle categorie economiche, alle aziende. Il ministro degli esteri è arrivato in città per il patto per l'export, un roadshow che toccherà 10 città italiane e quella di Padova era l'unica tappa veneta. Particolarmente alla tappa di oggi, perché è dedicata a due regioni, Lombardia e Veneto, che da sole contano per oltre il 40% dell'export nazionale e che purtroppo sono state le più colpite dall'emergenza sanitaria, e in particolare al Veneto vorrei dedicare un pensiero ai cittadini delle comunità colpite dai nubifragi nelle ultime ore. Si punta alla digitalizzazione con un portale unico dedicato all'export. Ci apprestiamo poi a lanciare questo mese il portale unico per l'internazionalizzazione. Sarà una porta di accesso unica che consentirà di conoscere e accedere a tutti i meccanismi di accompagnamento per le imprese nei mercati stranieri messi a disposizione da il Ministero, ICE, SACE e Simest. Entro fine anno inseriremo anche le iniziative delle regioni e delle camere di commercio e lo integreremo con strumenti di intelligenza artificiale. Sostanzialmente per la prima volta un'impresa, quando ha bisogno di capire quali sono gli strumenti che lo Stato dà dal più piccolo degli enti territoriali al Ministero centrale, potrà consultare un portale unico che avrà un'intelligenza artificiale che aiuta l'impresa a districarsi tra i decine e centinaia di strumenti.